Giovedì 6 dicembre, in Veneto torna a Padova per seguire il kick-off di lancio del progetto Veneto Social Innovation Club, Business e Startup per l'innovazione sociale, progetto promosso da Forema, società di Nuco Innovation e Knowledge. All'interno degli spazi di Paradigma, nella zona industriale di Padova, speech e testimonianze si sono alternati a lavori di gruppo e progetti di condivisione di idee di business per condurre i presenti allo sviluppo di soluzioni aziendali innovative da provare e concretizzare. Giada Marafon di Nuco ci ha spiegato i dettagli di Veneto Social Innovation Club. Il progetto di cui abbiamo dato il kick-off oggi è il progetto Veneto Social Innovation Club e rientra nella proposta della Regione Veneto appunto in Veneto, e l'obiettivo di questo progetto sarà dare da qui in avanti la possibilità, attraverso delle call for ideas, di sviluppare e supportare lo sviluppo di idee di impresa che rientrino nella cornice dell'innovazione sociale. E gli ospiti di oggi, che sono stati con noi durante questa giornata, hanno visto in introduzione appunto un intervento, una proposta di definizione di innovazione sociale che abbiamo condiviso con l'Università di Padova, col Dipartimento FISPA dell'Università, e poi con anche l'ospitalità di Paradigma, che è appunto la sede che ci ha ospitato qui. Durante il corso della giornata, quindi l'attività core, è stata quella che ha visto i partecipanti sperimentarsi nella definizione di un'impresa. Il format si chiamava costruire un'impresa in un giorno, e attraverso dei canvas che rientrano appunto nel modello del design thinking stanno sviluppando delle idee di impresa. Il risultato del lavoro di oggi, e quindi del workshop guidato dalla metodologia del design thinking, potrà dare origine a delle idee che verranno sviluppate durante il corso di tutto il progetto. Sempre durante la mattinata è intervenuta Alessia Apollonia, dello studio del professor Turchi dell'Università degli Studi di Padova. È stato approfondito il tema dell'innovazione sociale per riorientare i partecipanti verso il contest che li ha coinvolti in prima persona. Nel pomeriggio, ospite dell'incontro, l'ingegnere Giulia Baccarin, ideatrice di MIPU, che ha invitato i partecipanti ad abbinare un algoritmo al proprio progetto ideato per l'occasione, valutandone una possibile quota di mercato. I percorsi di innovazione presentati durante in Veneto sono aperti a chiunque desideri contribuire alla crescita e al loro miglioramento. Lavoratori, imprenditori, laureati, start-up innovative, fondazioni, enti museali, associazioni culturali e chiunque sia coinvolto nei processi di innovazione tecnologica e culturale a 360 gradi.